Una città rasa solo dal Papa, avete capito bene. Oggi parlerò della città di Castro, una città che è stata completamente rasa al suolo da cima a fondo da un Papa. Partirei dall'inizio della storia di questa città. Questa città divenne capitale del Ducato di Castro, il Ducato di Castro che nasce nel 1537 e riunisce tutti i vari possedimenti che aveva in quella zona la famiglia Farnese. Questo ducato formalmente era vassallo dello Stato Pontificio, però di fatto era quasi indipendente. La città di Castro, che non era mai stata importante, si ritrova improvvisamente a diventare capitale di un ducato e di conseguenza accogliere la corte dei Farnese. Per questo viene rimodernata e vengono aperti vari cantieri. Tuttavia nel 1545 questa spinta viene fermata perché ai Farnese viene dato il ducato di Parma e Piacenza e ovviamente, essendo il ducato di Parma e Piacenza più importante del ducato di Castro, loro si trasferiscono lì. Perdendo la corte dei Farnese, le opere pubbliche si fermano e da quel momento in poi la città conosce un lento declino. Nel 1623, nella politica di espansione dei Barberini, Papa Urbano VIII Barberini, in combutta coi cardinali, i suoi nipoti Francesco e Antonio Barberini, decidono di mettere mano sul ducato di Castro. Per farlo prima cercano di farselo vendere, però il duca Odoardo, allora duca di Parma e Piacenza e duca anche di Castro, non accetta. Al rifiuto di Odoardo, Francesco e Antonio, i nipoti, approfittando della crisi economica che stava affrontando il duca di Castro e prendendo come pretesto il possibile fallimento dei Monti Farnesiani, occupano il ducato e le proprietà della famiglia Farnese per poter garantire i creditori della famiglia Farnese. L'occupazione inizia il 27 dicembre del 1641. A questa occupazione le truppe farnesiane reagiscono, entrano nello Stato della Chiesa e assediano Rocca Pendente e la prendono. Questo evento fa temere al Papa Urbano VIII un possibile nuovo sacco di Roma. Si arriva quindi a delle trattative di pace a Castel Giorgio. Queste trattative portano al ritiro delle truppe farnesine dal territorio dello Stato della Chiesa, ma il 26 ottobre le trattative di pace falliscono e Odoardo vede pienamente vanificata la sua avanzata a vantaggio dei Barberini che riorganizzano le difese. Dopo svariati tentativi di Odoardo di riprendere Castro sia via terra che via mare, tutti falliti, si forma una lega tra Venezia, Firenze e Modena, in contrasto all'espansione dei Barberini per far riconsegnare il ducato di Castro ai legittimi proprietari, i Farnese. E questa lega, che prima sosteneva solo moralmente il duca Odoardo, entra in guerra all'inizio del 43. Si arriva agli accordi di pace di Roma, questa volta per davvero, con l'aiuto della diplomazia francese. Cosa succede? Il ducato di Castro ritorna in Farnese e il fratello di Odoardo diventa vescovo di Castro. Nel 46 però muore Odoardo e gli succede il figlio sedicenne Ranuccio II, che eredita non solo il ducato di Castro e tutti i vari possedimenti, ma anche i debiti che la famiglia Farnese aveva prima della guerra e anche i debiti di guerra. Di conseguenza non si trova proprio in una bella situazione. A complicare le cose, mentre erano in corso le trattative tra il Ducato di Castro e lo Stato Pontificio per nominare il nuovo vescovo di Castro, muore il Papa Urbano VIII e gli succede Innocenzo X Panfili. E la famiglia Farnese era strappina di debiti con la famiglia Panfili. Il 17 aprile del 48 il Papa, senza consultare Ranuccio, nomina il nuovo vescovo di Castro. Ranuccio risponde bloccando l'accesso alla città al nuovo vescovo finché non si arrivasse a degli accordi con Roma. Passa un anno di infruttuose trattative e il Papa, perdendo la pazienza, ordina lo stesso al vescovo di giungere a Castro. Ma il 18 marzo, sulla strada, il vescovo viene assassinato e il Papa dà subito colpa al duca di Castro di essere il mandante dell'omicidio. Di conseguenza fa marciare il 19 luglio le truppe pontificie dentro il ducato di Castro, assedia la città di Castro e il 2 settembre Castro capitola. Secondo gli accordi, soltanto le mura dovevano essere abbattute. Però, sai com'è, il Papa fa come cavolo vuole. Da dicembre viene evacuata la città di Castro e viene rasa al suolo. Che siano state case, chiese, edifici pubblici, qualunque cosa che appartenesse a quella città fu rasa al suolo. Le campane del Duomo demolito vennero spostate alla chiesa di Sant'Agnese in Agona a Roma. Soltanto una cappella vicino alla città venne risparmiata. Questa cappella divenne poi un luogo di pellegrinaggio per gli ex castrensi e nel 1800 divenne poi un santuario. La capitale del ducato viene trasferita a Valentano. Il ducato dal 49 in poi esisteva e non esisteva, finché non si arrivò alla completa annessione allo Stato Pontificio. La sede vescovile invece è stata trasferita ad Acquapendente. Nel 1848 viene fondata l'Associazione Castrense, in pieno stile mazziniano, ovviamente sciolta l'anno dopo. Inoltre, quando cessò di esistere il Regno delle Due Sicilie, l'ex re di Napoli e delle Due Sicilie, i Borboni delle Due Sicilie,
divennero duchi di Castro, quindi i discendenti dei re di Napoli ora sono tuttora duchi di Castro. Altra cosa successa dopo l'unità d'Italia, vari comuni nelle vicinanze dell'ex città di Castro prendono Castro nel nome, quindi troviamo Ischia di Castro, Grotte di Castro, eccetera eccetera. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, spero che questa cosa vi abbia un minimo incuriositi e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!